Si apre il sipario sulla quarta giornata di Serie A della Lega Calcio 8 e qui al Circolo Sportivo Ciriaci al Circolo Sportivo Sport City si affrontano due grandi squadre, la Roma Calcio A8 GSA e la Venere in Bikini. È tutto pronto per il fischio d'inizio, sarà la Venere a giocare il primo pallone in classica tenuta verde, attaccherà da sinistra verso destra. Arriva adesso il fischio, si parte con Roma Calcio 8 GSA Venere in Bikini, primo possesso proprio per la Venere. Controlla Boschetti, poi larga per un compagno, subito in pressing la Roma. Allora Santi deve uscire dall'area di competenza, poi costretto a spazzare. Qui buono il pressing di Feola. Due grandi squadre che però sono reduci da due pareggi, entrambi per 1-1. La Roma ha pareggiato nel campo del Footballate Roma Nord, la Venere alla Stella Azzurra contro il Cortini Servizi Assicurativi. Qui Ciccolini manca il tiro, però conclusione da dimenticare, sarà rimessa laterale per la Venere. Oggi un grande ritorno per la formazione di Paolo Ursi, torna infatti Lorenzo Princigalli direttamente dall'Australia, personalità che è mancata a questa Lega, il numero 10 talentuoso che forse anche stasera potrebbe dare un segnale importante a questa squadra. Rimessa laterale. L'arbitro va a sincerarsi delle condizioni, ci sembra di vedere Anello al confronto col direttore di gara. Ultimi ritocchi da parte dell'arbitro per procedere con la rimessa laterale. Eccolo Princigalli che va a dare proprio il cambio a un compagno. Allora subito esordio per il numero 10 in questa Lega Calcio a 8 Serie A 2014-2015. Si riparte, pallone per Eusepi, pressato, costretta a ragionare qui la Venere in Bikini. Poi Santi. Appoggio corto, Temperini ha spazio per avanzare, lascia per Midulla, ancora Temperini adesso è in attesa la Roma. Midulla, si fa vedere Eusepi, preferisce andare al centro della difesa, l'appoggio è per Boschetti, poi scende a prendersi il pallone il capitano della Venere, lo gioca in avanti, non riesce però a controllare con il numero 18 Roberti che fa la sua seconda apparizione in questa Lega dopo il gol contro il Footballate. Poi Feola. Qui buono l'intervento di Midulla, pallone che torna dalle parti di Santi. Può ripartire la Venere in Bikini. Boschetti, ancora giù Eusepi a raccogliere il pallone. Si stacca poi Princigalli. Primo pallone giocato dal numero 10 che lo gira dalla parte opposta. Qua però l'errore riesce, si allunga troppo il pallone Maschietti. Poi contro Temperini va a mettere ordine invece Boschetti. Riparte allora la Venere, Midulla. Da lì può scatenarsi il numero 11. Riesce a contenerlo poi Ciccolini, costretto a tornare indietro. Allora Eusepi, su di lui Sestili che a differenza dell'ultimo incontro con il Footballate gioca fin dal primo minuto. Triangolo, capito tutto però, Sacchi e allora può ripartire la Roma. Ciccolini, intercetta Eusepi ma non è finita. Pallone girato dalla parte opposta dove c'è Pettinari, poi Ciccolini si libera bene del doppio raddoppio. Scusate il gioco di parole, poi è bravo Midulla a mettere il pallone in rimessa laterale. Qui però è arrivato un fischio da parte del direttore di gara. Possesso sarà per la Venere che si appresta a battere la rimessa laterale. Temperini la mette giù. Preferisce aspettare Feola, poi Eusepi, lungolinea. Pallone regalato a Ciccolini che prova a ripartire tutto solo. Pensa al tiro, lo prova, una deviazione. Pallone largo sulla destra di Santi. Primo squillo per il numero 4 giallo-rosso, conclusione smorzata sul fondo. Si ripartirà con il calcio d'angolo e sul pallone va il capitano Mirko Sestili. Parte lui, pallone lungo dalla parte opposta, Feola con la testa, schiaccia troppo il pallone. Subito occasione però per la Roma, ma si sta scatenando la Venere. Princigalli qui ben contenuto da Pettinari, ma poco fa pericolosissimo Feola che ha segnato anche nell'ultima contro il Footballate, è andato vicino al secondo gol in campionato. Non ha colpito bene però il pallone, cerca di reagire la Venere con Eusepi, il tiro murato, torna poi dalle parti di un compagno che cerca di liberarsi del pressing di Maschietti. Preferiscono ragionare i giocatori di Paolo Ursi, allora ripartono sull'out di destra, c'è Boschetti. Avanti per Princigalli, qui è buono l'anticipo di Pettinari che mette fuori il pallone ma guadagna metri la Venere. Poco fa dicevamo pericolosissimo il numero 11 Simone Feola
Prova a replicare la Venere, bravissimo Quinquinio che anticipa tutti ma regala il pallone ancora agli avversari. Qui Temperini accompagna l'uscita alla sfera e riparte con la rimessa laterale. Boschetti, Midulla, su di lui va Ciccolini, buono il disimpegno del numero 11 che poi riceve ancora il pallone, lo appoggia per Eusepi, Sestili in pressing, l'apertura per Temperini. La frenata, poi ancora Eusepi, sempre il cardine per le manovre della Venere in bikini. Qui Princigalli controlla male, ma riesce a recuperare comunque Midulla. Poi cerca la progressione Roberti, che salta un avversario, va col mancino, pallone vicinissimo al palo. È arrivata subito la risposta della Venere, a Feola risponde Roberti, pallone vicinissimo alla sinistra di Goletti. Uno squillo per parte, incontro equilibrato, siamo soltanto al 6° minuto del primo tempo. Lancio lungo, Eusepi raccoglie lui la sfera, poi Roberti, anzi scusate, eccolo Roberti, il pallone è per lui, non arriva però a destinazione. Fa buona guardia Quinquinio, poi riesce a mantenerla in gioco Sestili, in mezzo per Ciccolini, buona circolazione di palla da parte dei giallorossi. Allora Sacchi, cerca spazio lui. Poi Ciccolini in mezzo al campo, può pensare al tiro, qui esita un po' troppo in qualche modo la Venere, ancora Ciccolini però, poi Temperini, Eusepi fa ripartire i suoi, cerca spazio Roberti che torna indietro dal suo capitano, allora Princigalli, troppo frettoloso l'appoggio, ritmi subito alti qui allo Sport City, attacca adesso la Roma, Sacchi, Sestili. 2 gol in campionato per il numero 10, buon avvio per il capitano giallorosso in questa nuova stagione. Intanto è andato giù Feola, sarà calcio di punizione per la Roma. Da lì può essere pericolosa la formazione di Filipponi. Vediamo chi sarà ad incaricarsi della battuta, anche Quinquinio potrebbe dire la sua da quella posizione. Occhio però perché c'è anche Sestili e Ciccolini. Probabilmente sarà Quinquinio ad andare alla battuta. 3 giocatori schierati in barriera da Matteo Santi. C'è anche Ciccolini però appostato al limite dell'area, anche quella potrebbe essere una soluzione per la Roma. Manca solo il fischio. Ultimi ritocchi da parte del direttore di gara che si va a spiegare con i giocatori in area. Allarga le braccia a Boschetti. L'arbitro predica calma. Allora arriva adesso il fischio. Quinquinio lascia per Sestili che prova. Pallone alto per il numero 10. Sì, è proprio così. Allora si ripartirà ancora con col secondo calcio d'angolo e ancora Sestili dal punto di battuta. Parte Sestili, pallone ampio dalla parte opposta del campo, fa buona guardia Temperini ma non è finita, Ciccolini ravviva l'azione, poi Maschietti pensa al tiro e qui Santi si supera. Bella conclusione da parte del numero 7 che impegna Santi, che si tuffa alla grande, subito risponde presente l'estremo difensore della Venere, ma sarà terzo corner per la Roma che continua ad attaccare. Ancora Sestili, mucchio in aria, parte il numero 10, pallone messo in mezzo, Sacchi per un pelo, se la cava in qualche modo la Venere, poi Princigalli non riesce a ripartire, ma parte invece forte la Roma che per la terza volta sfiora la rete quando siamo soltanto al 9° minuto del primo tempo. Vuole rispondere la Venere in bikini, pallone allargato sull'out di sinistra, va in pressione Ciccolini, poi Midulla, splendido tacco ma dalle parti di un avversario, recupera bene il pallone Pettinari. Allora Sestili lascia per Ciccolini, questa volta è costretto a rallentare però il numero 4 che poi pensa al dribbling per Tortosa, non si fa però sorprendere il numero 3, poi buono l'appoggio in mezzo e qui è attento Temperini ma continuano ad attaccare i giallorossi. Sestili, lancio troppo lungo e questa volta la fa sua Matteo Santi che poco fa si è reso protagonista di una grandissima parata su Maschietti. Qui sbaglia Andrea Eusepi, ancora non sembra aver trovato i tempi giusti in questo match. Allora ancora Maschietti e qui ancora Tortosa a dire no al numero 7. Poi però costretto a metterla in out. La rimessa però è per la Venere, c'è stato un tocco. Allora Eusepi cerca spazio, deve stare attento al pressing di Feola. Poi Tortosa, buono il disimpegno per Boschetti che ha spazio per far salire i suoi. Alza la testa il numero 4, preferisce però far girare il pallone.
Ancora Boschetti, si propone Princigalli, ma l'inteso fra i due, occhio al contropiede per la Roma. Qui Pettinari, Midulla su di lui, poi Sestili cerca il lob proprio per il numero 8 che però si fa anticipare da Temperini che poi non riesce a mantenere il pallone in gioco, sarà rimessa laterale per la Roma. Uomini di Filipponi stanno sicuramente producendo di più in questo avvio di primo tempo e qui hanno ancora una chance per impensierire Santi fra i pali. Pallone messo in mezzo con il petto, restituito ancora a Pettinari che pensa al cross, poi vuole ingaggiare il dribbling Eusebio, prova ad andarsene ed è Boschetti a dare una mano al suo capitano, costretto però a spazzare il pallone in avanti. Recupera allora Goletti che però la lascia per la rimessa laterale di Sacchi. Andrea Eusebi che non è ancora entrato in partita, però che conosce bene gli avversari, ha segnato lo scorso anno in tutte le manifestazioni contro la Roma calcio a 8. Fantastica doppietta all'andata, 2 gol davvero di grande caratura, poi gol anche in Coppa Italia e anche nella partita di ritorno vinta dalla Venere. Qui Ciccolini perde un brutto pallone, recuperato però da Pettinari. Prova a ripartire adesso la formazione giallorossa. Poi Quinquinio, il punto saldo della difesa della Roma, questa volta cerca spazio in avanti, lungo per Pettinari, è buona l'idea, su di lui torna Boschetti che con un buon intervento recupera il pallone. Allora Roberti lascia per Midulla, bello il filtrante per Princigalli, troppo lungo però non riesce a mantenere in gioco il pallone il numero 10, sarà rimessa laterale, applaude però Lorenzo Princigalli che oggi torna per la prima volta in questa lega. Riparte allora la Roma. Controllo di Ciccolini, Midulla su di lui, se la cava in qualche modo il numero 4 che cerca l'avventura personale, poi si allunga il pallone ma c'è stato un tocco irregolare da parte del direttore di gara. Sarà ancora una volta calcio di punizione per la Roma. Siamo lontanissimi dalla porta difesa da Santi, a ridosso del cerchio di centrocampo. Ne vuole 2 in barriera, l'estremo difensore della Venere in bikini. Allora vanno Roberti e Midulla. 12° minuto del primo tempo, ancora 0-0 ma incontro subito intenso qui allo Sport City. Sembra essere Ciccolini l'incaricato per battere. Parte invece Quinquinio, va lui col mancino, pallone troppo alto, sinistro da dimenticare. Con calma Santi, va lui alla rimessa in gioco per Princigalli. Può partire il numero 10. Poi gira dalla parte opposta, Temperini in 2 tempi controlla. Midulla, ancora Temperini, su di lui Feula, se la cava in qualche modo, riesce a servire Santi, vuole il pallone Princigalli, l'appoggio invece per Boschetti, scende poi Midulla a prendersi la sfera, non c'è pressing, è in attesa adesso la Roma, cambio di gioco per Tortosa, poi controlla male Maschietti che regala il possesso proprio alla Venere, battuta subito la rimessa laterale, Roberti in mezzo a 3, in palleggio, riesce a servire Tortosa, vuole ingaggiare il dribbling con Maschietti che però è più rapido e poi è anche fortunato perché la Roma guadagna la rimessa laterale. Qui poteva fare sicuramente meglio la Venere in bikini in questa fase offensiva. Può ripartire allora la formazione di Filipponi dalla rimessa laterale. Qui spizza Tortosa, prova a partire il numero 11 Feula che però non riesce ad arrivare sul pallone. Ancora un tentativo per la Venere in bikini. Boschetti indietro per Eusebi, ancora Boschetti, vicino a lui Princigalli ma preferisce tornare dal suo capitano. Eusebi alza la testa, non trova idee lì davanti, allora si affida a Boschetti che va a lungo, poi si accontenta della rimessa laterale Roberti. Può ripartire dalla zona offensiva Princigalli con la rimessa in gioco, vicino a lui Midulla, poi anche Eusebi. L'appoggio però è lungo. Prova a controllare in qualche modo Roberti, poi col tacco cerca il numero su Quinquinio che non si fa sorprendere e guadagna anche il calcio di punizione. Può ripartire quindi il numero 6 della Roma. Appoggio corto per Ciccolini, in avanti per Pettinari. Pallone dall'altra parte per Sestili, su di lui torna Tortosa, buono l'intervento del numero 3, poi Midulla, lo scarico per Princigalli e qui è bravo Maschietti a non farsi superare dal numero 10, poi ancora Maschietti, se ne va in mezzo a 2 il fallo proprio di Lorenzo Princigalli, ancora un calcio di punizione ma incontro subito giocato a ritmi molto elevati qui allo Sport City. La Roma che oggi può contare anche sul ritorno importante, quello del numero 2 Giuseppe Chianese.
ancora non schierato in campo però da Filipponi, attende il suo momento in panchina, poi non riesce a controllare Sestili, allora lascia Temperini per Santi, che va la rimessa in gioco per Eusepi. Midulla, c'è Princigali da solo, preferisce andare sul lungolinea, qui troppo lungo l'appoggio per Tortosa. Non un buon avvio quello della Venere, che non sta trovando grandi occasioni dalle parti di Goletti, per adesso mai chiamato in causa dagli avversari. Roma sicuramente più propositiva, ha iniziato molto bene il campionato a eccezione dello stop contro i Pumas, incontro però giocato su grande intensità da parte dei giallorossi. Qui attenzione al contropiede, brutto però il tocco di Roberti, allora ancora la Roma che sbaglia però a sua volta, entrambe le imprecisioni, e poi il pallone che finisce da Santi. Riparte Tortosa, spazio per avanzare il numero 3, poi Midulla la controlla, pensa al tiro, lo prova, pallone altissimo da dimenticare la conclusione. Può andare Goletti alla rimessa in gioco? Sestili, scusate Quinquinio. Pallone lungo per Feula, la mette giù col petto, malinteso con Pettinari, allora arriva Eusepi, poi Princigali vuole cambiare marcia, Sestili su di lui, l'appoggio è per Roberti, va in mezzo Princigali, si chiude il triangolo, da lì può pensare al cross, lo prova adesso per Midulla, che occasione la prima per la Venere. E qui è arrivato un altro fischio da parte del direttore di gara, vanno a spiegarsi Eusepi e Sestili con l'arbitro, qui non abbiamo ben capito cosa abbia segnalato. C'è stata una spinta in aria forse, allora si ripartirà con la rimessa in gioco. Pallone lungo, Feula prova a gestirlo in mezzo a due, lascia poi per Sestili che la mette giù con la coscia, su di lui Eusepi, se ne va bene il numero 10, poi il rimpallo lo favorisce, cerca poi la conclusione da lontanissimo, Quinquinio ha un buon sinistro, ma da lì è davvero complicato mettere in difficoltà Matteo Santi, che fa ripartire adesso Temperini. Aspetta la Roma, che per adesso ai punti almeno sta vincendo questo incontro, che però è ancora 0-0 quando siamo giunti al 17° minuto del primo tempo. Tortosa, su di lui va Maschietti, cerca il cross, Murato, ancora al numero 3, guadagna la rimessa laterale, poi Midulla, vuole il pallone Eusepi, va in mezzo per Princigalli, spalla alla porta, lascia da lì, può tirare Eusepi e il tiro del numero 8, pallone largo però, inizia a prendere le misure Andrea Eusepi, che ci ha abituato a conclusioni davvero irresistibili. Stasera però non sembra ancora aver trovato la via giusta per inquadrare la porta. Occhio all'errore, se la cava però la Roma che riparte con Sestili. Bello il dribbling su Eusepi, l'appoggio poi sull'out di sinistra per Pettinari. Va Boschetti a difendere, buona la chiusura del numero 4, perde il momento giusto Pettinari, poi se ne va in dribbling e allora va a mettere ordine Temperini, che cambia fascia e dà una mano al comparto difensivo. Rimessa laterale, battuta adesso per Sestili, che da lì può tirare, la conclusione forse è sporcata, sì, sarà calcio d'angolo. Ancora uno squillo da parte del numero 10 che ha cercato la conclusione diretta, pallone deviato però, è ancora lui a battere il quinto corner per i suoi. Parte adesso Sestili, vuole il pallone Pettinari, va a lungo però il numero 10, dall'altra parte Ciccolini, finta il tiro, poi si complica un po' la vita, pallone che esce in out, può ripartire la Venere in bikini con la rimessa laterale. Tortosa, l'appoggio è per Temperini, torna dalla parte opposta del campo dove c'è Boschetti che lascia poi per Santi. Eusepi, c'è Midulla, servito in questo momento, supera il centrocampo il numero 11, l'appoggio è per Princigalli contro Ciccolini, ancora Princigalli, le finte del numero 10, raddoppiato poi, prova ad andarsene su Pettinari, in 3 a difendere i giocatori della Roma che se la cavano in qualche modo, spazzano male, Eusepi può attirare, non riesce a trovare la porta. E se l'è cavata qui la Roma perché un giocatore come Andrea Eusepi può essere pericolosissimo in quella situazione. Qui i rischi per Quinquinio che però se la cava. Allora Feula, buono lo scambio con Sestili che cerca il pallonetto proprio per Feula. Cicca il pallone Boschetti, ancora il tocco sotto di Feula. Che occasione qui del numero 11. Buono lo spunto di Simone Feula che si fa trovare appollaiato sull'out di sinistra, poi ha cercato una cosa difficilissima, ma un'altra occasione nitida per la Roma calcio a 8, deve reagire la Venere in bikini. Tortosa, pressato da Maschietti, poi Temperini. Allora Eusepi deve tornare indietro, su di lui c'è Sestili, scontro fra capitani in mezzo al campo. Temperini, questa volta è lui a proporsi in fase offensiva, lascia poi per Tortosa, lungolinea per Princigalli, anzi scusate per Roberti, che poi la mette in mezzo, bene per Midulla, cerca spazio per il mancino, lo prova adesso, rasoiata battezzata fuori da Goletti.
nulla di fatto qui, ma c'è stata anche in questo frangente una deviazione, allora può ripartire la Venere con il corner. Princigali la mette in mezzo, il tocco di Feula che riesce a cavarsela, poi Sestili in mezzo a due, allora Midulla in palleggio, cerca qualcosa a metà fra un dribbling e un disimpegno, poi va giù il numero 11, sarà calcio di punizione per la Venere e da lì Andrea Eusepi può essere davvero pericoloso. Arriva anche il cartellino giallo, sembra essere ai danni di Quinquinio che è intervenuto in maniera irregolare sul fantasista della Venere. Princigali Eusepi sul punto di battuta, adesso sistema la barriera il direttore di gara, ancora 0-0 qui allo Sport City quando siamo sullo scadere della prima frazione di gioco, stiamo entrando nel 21esimo minuto, ancora 0-0 fra entrambe le squadre, ma incontro sicuramente piacevole in questo avvio di quarta giornata. Princigalli, Eusepi e Midulla vicino al pallone, si allontana poi il numero 11, probabilmente sarà Eusepi, ma anche Princigali sembra poter provare il mancino da quella posizione. 3 giocatori schierati da Goletti in barriera, è tutto pronto per il calcio di punizione? Ultimi ritocchi da parte del direttore di gara. Fischia adesso, parte Andrea Eusepi col destro, pallone salvato sulla linea. Però è arrivato proprio da un compagno del numero 8 e allora la rimessa dal fondo sarà di Goletti, ma sicuramente il tiro di Eusepi era indirizzato in porta. Riparte Quinquinio, lancio lungo, Tortosa ha capito tutto ma non può mantenere il pallone in gioco, allora rimessa laterale per la Roma che vuole chiudere in attacco questo primo tempo. Va giù Maschietti, fischia il direttore di gara, calcio di punizione nella metà campo della Venere. Sicuramente, anzi con molta probabilità, sarà il numero 6, Simone Quinquinio, a cercare la battuta diretta. Si allontana infatti anche Sestili e allora si concentra Quinquinio per cercare il gol del vantaggio su questo scadere di primo tempo. 2 in barriera per Santi, siamo abbastanza lontani dalla porta della Venere, ma da lì il numero 6 ha sicuramente le qualità per provare la battuta diretta in porta. Arriva adesso il fischio, parte Quinquinio col mancino, pallone che non filtra, se la cava qui la Venere. Poi però non riesce a ripartire, Sacchi fa buona guardia con la testa, restituisce il pallone a Goletti che fa ripartire Pettinari, torna al suo posto anche Quinquinio, c'è Feula lì davanti, il pallone è per lui, prova Boschetti a dargli fastidio, cerca spazio sull'auto di sinistra il numero 11, le finte, pallone messo in mezzo, smorzato, ma sarà ancora calcio d'angolo per la Roma che ne ha battuti tantissimi in questo primo tempo e ancora una volta va Mirko Sestili dalla bandierina. Tutto pronto per il corner. Arriva adesso, ancora battuto lungo e qui troppo spesso però Sestili cerca il corner dalla parte opposta del campo, ma spesso non si intende con i compagni che attaccano tutti il centro dell'area di rigore. Battuta subito la rimessa laterale da Tortosa. Eusepi, Boschetti per il neoentrato La Ruffa che poi serve Midulla. Ancora il numero 22. In mezzo cerca spazio Princigali, anzi scusate Roberti, che questa volta però non riesce a mantenere il pallone in gioco, ma la rimessa sarà ancora per la Venere. Midulla, Temperini, tutta la Roma difende nella sua metà campo, allora La Ruffa, su di lui c'è Pettinari, poi Roberti cerca il dribbling, malinteso qui con La Ruffa, può ripartire da Roma, però sbaglia anche Ciccolini. Tante imprecisioni, fase confusa del match, poi Feula in qualche modo lascia bene per Ciccolini, però controlla male il numero 4, allora va a dargli una mano Sestili che lascia per Pettinari, cerca il dribbling, è bravo La Ruffa a non farsi ingannare, ancora il numero 22, prova a partire, poi va a mettere ordine Quinquinio, sempre molto attento il numero 6 della Roma. Guadagna comunque metri la Venere, pallone messo in mezzo, Roberti col petto, la restituisce alla Ruffa, cerca un tiro cross basso, in qualche modo poi la recupera Midulla, su di lui va Sacchi, lo mette giù, è tutto regolare, occhio perché può ripartire la Roma, cerca Maschietti il dribbling, 2 su di lui, deve scaricare, poi perde l'attimo giusto, allora cross dall'altra parte, qui controllo non preciso di Pettinari, pallone che termina fuori, sfuma il contropiede per la Roma. Siamo nel 25esimo minuto, poi sarà il recupero, ancora 0-0 qui allo Sport City. Eusepi cambia gioco e arriva adesso il fischio del direttore di gara che però vuole un attimo cercare di placare gli animi a bordo campo. Presidente Paolo Ursi che non riesce a spiegarsi alcune scelte e prova a confrontarsi con il quarto uomo. Qui al confronto i 2 direttori di gara
Ancora 0-0 il parziale qui allo Sport City. Poi abbandona il campo il presidente della Venere, Paolo Ursi. Sì, Emanuele Eusepi, scusate. Abbandona il campo Emanuele Eusepi, che poi si avvicina alla rete ma dalla parte esterna del campo. Intanto si riparte, pallone riconsegnato agli avversari da parte di Sestili. Riparte quindi la Venere, ultime battute di primo tempo. La Ruffa cerca lungolinea, si era proposto Roberti, ha capito tutto, però Pettinari. Riparte ancora il numero 22. Eusepi, manca il controllo, allora Ciccolini fa ripartire Feula, prova a fare tutto da solo, poi si perde la sfera, Temperini prova a mettere ordine, ancora Feula su di lui, agguerrito il numero 11 che riesce a recuperare il possesso del pallone, può ripartire la Roma calcio a 8 con la rimessa laterale di Sestili. Va adesso il numero 10 con le mani per Maschietti, in mezzo a due, situazione difficile, poi Feula in qualche modo non passa, allora la Venere, qui buono il dribbling di Roberti che se ne può andare sull'auto di sinistra, ancora il numero 18 e poi va a mettere ordine Temperini che mette fuori il pallone, scusate Ciccolini. Riparte ancora la Venere, pallone sul fondo, il cross di Midulla, troppo ampio però, pallone che si perde sull'out. Si ripartirà anzi con la rimessa dal fondo, pallone che è uscito e poi è rientrato dal rettangolo di gioco, può andare Goletti. Quando arriva il duplice fischio del direttore di gara, ancora 0-0 qui allo Sport City, finisce il primo tempo, partita comunque intensa fra Roma Calcio 8 e Venere in Bikini. È tutto pronto per l'inizio della ripresa qui allo Sport City, ancora 0-0 fra Roma Calcio 8, GSA e Venere in Bikini, questa volta è proprio la Roma a battere il primo pallone. Ultimi ritocchi del direttore di gara. Arriva adesso il fischio, si parte con la ripresa, pallone tirato direttamente in porta, deviato però da un giocatore della Venere. Allora ripartono subito i biancoverdi, l'appoggio per Midulla, non arriva però a destinazione, allora Ciccolini lascia poi per Feula. Gira il pallone dalle parti di Pettinari che va al tiro cross in mezzo e lì in agguato c'era il neoentrato Chianese, sarebbe stato il gol proprio all'esordio. Subito occasione per la Roma che mette subito le cose in chiaro, prova a scuotersi però la Venere in Bikini. Indietro per Boschetti, poi Temperini alza la testa, pallone filtrante, ha capito tutto Maschietti che prova a ripartire a gran velocità, il numero 7 finta il tiro, poi costretto a frenare, qui forse regolare l'intervento di Temperini, non è così per il direttore di gara che fischia l'arbitro, fischia il fallo ai danni della Roma. Riparte allora la Venere. La Ruffa poi ha lasciato per Eusepi che riceve il pallone ma lo riconsegna a Temperini. L'appoggio poi è per Boschetti, in due su di lui, la Ruffa non riesce a controllare, pallone che sfila ma c'è stata l'irregolarità ai danni del numero 22 della Venere. Sarà calcio di punizione proprio per i biancoverdi. Può ripartire quindi la Venere con il calcio di punizione, Boschetti ha battuto subito per Midulla. Allora Temperini, non c'è pressing su di lui? Preferisce però lasciare a Boschetti, ancora Temperini, adesso sale Maschietti a dargli fastidio. Poi il lancio lungo per Eusepi, troppo però perché c'è Sacchi che può controllare. Ciccolini si libera del pressing, poi però Midulla controlla solo per un momento. Forse l'ha toccata il numero 11, no per il direttore di gara, si ripartirà con la rimessa laterale, battuta subito per Eusepi. L'appoggio è proprio per la Ruffa, in mezzo per Roberti, deve girarsi il numero 18 e qui cerca un tiro difficilissimo, pallone largo. Si può ripartire con la rimessa in gioco, anzi con il calcio d'angolo perché c'è stata una deviazione, questa volta va Midulla a battere il corner, si fa vedere Eusepi. Pallone lungo però dalla parte opposta del campo, non arriva dalle parti di la Ruffa, prova a ripartire la Roma, troppo frettoloso però qui il lancio per Feula. Allora Temperini, Eusepi, subito Maschietti che sta giocando un incontro di grande quantità, questa volta però se la cava la Venere, la Ruffa che ha avuto un buon impatto sulla partita, scarica per Tortosa, la Ruffa prova a liberarsi di Maschietti che ancora una volta è lucidissimo e riesce a intervenire sulla manovra degli avversari che però mantengono il possesso e ripartono con la rimessa laterale. Eusepi, Tortosa, l'esterno a cercare la Ruffa, qui sbaglia il tempo, il numero 22, allora occasione per la Roma che prova a ripartire, Feula cerca il tacco, non arriva però dalle parti di Pettinari, poi si dà il pallone sul volto, in questo caso Tortosa,
sarà rimessa laterale per la Roma. Adesso anche un po' di tensione fra lui e Chianese. Va proprio il numero 2 a battere la rimessa laterale in mezzo per Feola col petto, lascia per Ciccolini, può attirare, pallone murato. Non è finita però, allora Quinquinio, lancio lungo per Feola, forse trattenuto, tutto regolare però per il direttore di gara. Poi Eusepi cerca addirittura la conclusione del lancio, difficile da capire, ma le proteste della Roma per l'intervento di poco fa ai danni di Feola che voleva il calcio di rigore. Qui c'è stata un'altra deviazione, anzi no, sarà rimessa laterale per la Roma. Macchianese con la rimessa in gioco, adesso sta pressando alto la Venere, pallone lunghissimo per Maschietti, su di lui Tortosa, riesce a toccarla il numero 3, ma è ancora possesso per la Roma calcio a 8. Chianese, sempre per Feola, poi Maschietti, costretto a tornare indietro, allora Ciccolini, Quinquinio, qui è pericoloso l'intervento della Venere, poi il fallo fischiato dal direttore di gara e qui le proteste da parte dei biancoverdi che erano ripartiti, era una situazione pericolosissima per la Roma. Pettinari gira dalla parte opposta, ancora Tortosa molto attento, riesce ad intervenire, poi Eusepi, lancio lungo perfetto per Roberti che però non riesce a mettere giù la sfera, allora Midulla prova a ripartire lui, questa volta ancora Maschietti ha recuperato davvero tanti palloni, il numero 7 esagera in questa situazione, può ripartire la Venere, Roberti sulla tre quarti cerca spazio per il destro, pallone che rimane lì, arriva Eusepi col mancino, il vantaggio per la Venere e da lì è difficile che sbaglia il numero 8, si portano in avanti gli uomini di Ursi 1-0, qui il parziale ha sbloccato il capitano, sempre lui Andrea Eusepi, sempre in gol contro la Roma calcio 8. È arrivato al quinto minuto della ripresa il gol del vantaggio della Venere che a dir la verità non era partita benissimo in questa partita. È stato bravo Eusepi a farsi trovare sull'out di sinistra sulla respinta del portiere e poi col mancino è riuscito a metterla dove non poteva intervenire Goletti. Sempre Eusepi che ha segnato sempre contro la Roma calcio a 8 e riconferma questa tendenza. Adesso prova a galvanizzarsi la formazione biancoverde, questa volta Roberti contro Maschietti, una bella sfida in mezzo al campo, questa volta però troppo violento l'intervento del numero 18 che subisce, anzi ma sembrava essere di Roberti l'intervento, è arrivato però il cartellino giallo ai danni di Midulla. Si ripartirà con il calcio di punizione per la Roma, siamo nel cerchio di centrocampo e da lì potrebbe arrivare il cross in mezzo da parte di Ciccolini o di Sacchi. Ne mette comunque due in barriera Santi e adesso deve reagire la Roma allo svantaggio del solito capitano Andrea Eusepi. Tutto pronto per il calcio di punizione, si allarga anche Andrea Sacchi, allora sarà Ciccolini a cercare eventualmente il cross in mezzo. Si avvicina anche Andrea Eusepi, il direttore di gara, arriva adesso il fischio, parte Ciccolini e qui è da dimenticare il cross del numero 4 che colpisce Roberti, ma comunque è fortunata la Roma perché può battere la rimessa laterale in zona offensiva. Pallone messo in mezzo, riesce a staccare Natalucci, poi Maschietti in qualche modo arpiona il pallone, ancora il numero 7, non trova spazio però, può ripartire Midulla, occhio perché la Roma è sbilanciata, ancora lui, prova a cambiare marcia, è bravo Ciccolini a tornare, poi Chianese va anche a dare una mano ai compagni, recupera la Roma, Ciccolini, questa volta la scivolata di Midulla è regolare. E adesso le proteste, si alzano anche le mani e qui la tensione sta prendendo il sopravvento sui calciatori, prova Eusepi a calmare gli animi, si mette fra i due, scatenato Roberti che se la va a prendere, sembra essere Feola e adesso deve essere bravo il direttore di gara a gestire una situazione complicata. Anche Santi in mezzo al mucchio, c'è stata la reazione dopo l'intervento di Midulla. Ammoniti entrambi, probabilmente potrebbero essere loro a ricevere il cartellino giallo, continuano a spiegarsi. I giocatori ancora mucchio in mezzo al campo, situazione che stava per degenerare. Subito Andrea Eusepi si è messo in mezzo ai due blocchi per cercare di sedare gli animi. Ancora le proteste da parte di Natalucci.
verso il direttore di gara. Sembra essere però tutto risolto. Ancora squadre coppole nel campo. Dalle parti di Midulla, il direttore di gara. Vediamo se prenderà provvedimenti. Midulla protesta per un calcio, probabilmente avuto a gioco fermo. Immagini da rivedere. Adesso al confronto i due arbitri, tutti intorno ad aspettare il verdetto da parte dei direttori di gara che provano a spiegarsi. Situazione non facile da gestire qui per i due arbitri. Poi arriva adesso il cartellino giallo ai danni di Midulla, che però era già ammonito, il numero 11. Arriva anche per Ciccolini l'ammonizione del direttore di gara. Vuole riprendere il gioco il mister Filipponi della Roma, arbitro che scrive sul suo taccuino. Rissa comunque sventata. Si può ripartire allora con il calcio di punizione a favore della Roma. Sarà Andrea Sacchi a battere il calcio di punizione. È stato ammonito Roberti prima, quindi non è espulsione per Midulla, ma è soltanto ammonizione. Deve comunque stare attento il numero 11. Adesso può ripartire Sacchi. L'arbitro va a cercare di placare le due panchine, animi che si stanno scaldando in questa ripresa. 1-0 il parziale in favore della Venere, che ha reagito bene al pressing di una Roma che comunque sta giocando una bella partita. Si riparte adesso, Sacchi la gira dalla parte opposta, prova a metterla in mezzo la Roma, questa volta non arriva a destinazione la sfera, allora si scuote la Venere, la ruffa, buono in lungolinea, però c'è Sacchi sulla traiettoria, poi Chianese prova a cambiare marcia sull'out di destra, cerca il tiro in mezzo, il tiro cross, arriva Eusepi, anzi scusate, si tratta di Boschetti, sarà comunque corner, va Chianese, pallone messo in mezzo, svetta Natalucci, ma ancora in attacco la Roma. Chianese con le mani, ancora Natalucci va all'anticipo, poi subisce anche il fallo da parte di Feula, sarà calcio di punizione, va a battere Santi, corto per Natalucci, poi Boschetti, adesso sta pressando alta la Roma che vuole il gol del pareggio, parte la ruffa, l'appoggio è per Roberti, controlla lui, poi malinteso però regala il pallone a Ciccolini, prova a ripartire la Roma, Maschietti, Feula, questa volta non passa il numero 11 ma guadagna un calcio di punizione. Si spiega Andrea Eusepi con il numero 11 della Roma, ancora un calcio di punizione, ripresa spezzettata, incontro intenso. Sul punto di battuta c'è il solito Quinquinio, affiancato anche da Pettinari. Ma sembra dover andare proprio lui alla battuta del calcio di punizione. Ne mette 3 in barriera Matteo Santi. Si concentra il numero 6 Simone Quinquinio, che però sembra poi lasciare l'incombenza del tiro al numero 11 Feula. Ultimi ritocchi anche con la barriera da parte dell'arbitro, che oggi non sembra particolarmente rapido con la ripresa del gioco. Ancora a sedare gli animi il direttore di gara, fischietto in bocca, gesto al cronometro, allora può partire adesso Feula che appoggia per Ciccolini, il piazzato ed il pareggio della Roma, il gol con il piatto, e qui era difficile l'intervento per Matteo Santi, equilibrio ristabilito allo Sport City, 1-1 il gol del numero 4 Lorenzo Ciccolini, e adesso è tutto da rifare per la Venere. Equilibrio ristabilito, partita equilibrata, fa il suo ingresso in campo Nico Borci, batte direttamente Eusepi dal punto di battuta, Goletti in 2 tempi,
riesce a fare su il pallone, è entrato in questo momento il numero 9, il bomber della Venere Nico Borci, che però quest'anno è ancora a secco di gol e va a caccia della prima firma in questa nuova stagione, ma è la Roma ad attaccare con Maschietti, spalle alla porta. Su di lui va Eusepi, poi gira bene per Quinquinio, che da lì può pensare anche al tiro, pallone messo in mezzo, poi in qualche modo Natalucci continua però ad attaccare la formazione giallorossa, ancora con Quinquinio, si fa vedere Maschietti, riceve lui la sfera, poi scende anche Chianese, l'appoggio però è per il numero 9, anche lui appena entrato, questa volta pallone che non arriva a destinazione e allora si ripartirà con la rimessa laterale proprio di Chianese. Va lui con le mani. Pallone gestito sulla tre quarti, poi malinteso proprio con Chianese, può ripartire la Venere, Tortosa, Natalucci, poi Borci, cerca spazio lui, pallone giocato lunghissimo, prova ad arrivarci la Ruffa, c'è stato lo stacco di Quinquinio che però non riesce a mantenere il pallone in gioco. Arriva adesso la rimessa laterale, Borci, su di lui Ciccolini, l'autore del gol e del pareggio, poi la Ruffa cerca spazio per il cross, lo trova, pallone troppo potente però quello calciato dal numero 22, può ripartire Goletti. Chianese, Venere sbilanciata, prova ad approfittarne il numero 2, si fa vedere anche Succi appena entrato, riceve lui il pallone, da lì può pensare al tiro, conclusione da dimenticare però, quella del numero 9, riparte Santi, Boschetti. Cerca spazio, non c'è grande movimento però da parte dei compagni, allora si affida a Natalucci, poi Andrea Eusepi, l'autore del gol dell'1-0, sbaglia l'appoggio, Maschietti ha giocato una grandissima partita, poi però alza troppo la gamba e se ne accorge il direttore di gara, sarà calcio di punizione per la Venere in bikini. Può ripartire dal punto di battuta con Eusepi che batte subito, Midulla contro Maschietti, costretto poi a tornare indietro, allora Boschetti, l'appoggio è per la Ruffa, ancora Boschetti, si difende bene la Roma calcio a 8 che poco fa ha trovato il gol del pareggio con Ciccolini. Midulla, ancora Maschietti che è davvero insuperabile, da quelle parti sta spaziando in tutto il campo il numero 7, grande quantità da parte sua che sta sicuramente dando un grandissimo contributo. Continua ad attaccare comunque la Venere, qui il numero di Tortosa che se ne va bene su Ciccolini, lo scarico per Midulla, da lì può attirare Midulla, la deviazione provvidenziale, ci ha messo il piedone Sacchi. Sarà comunque calcio d'angolo per i biancoverdi a caccia del ritrovato vantaggio e dalla bandierina va con il numero 3 Tortosa, pallone basso. Ancora dalle parti del numero 3 che poi torna indietro, c'è Natalucci, alza la testa, pensa anche al tiro, prova il tiro a giro, pallone che scende ma non abbastanza. Può ripartire Goletti, lascia per Quinquinio, vuole cambiare gioco dalla parte opposta, cost to cost per Chianese, troppo corto il pallone ma non riesce a disimpegnarsi bene Natalucci, poi la mette in mezzo Succi, per un pelo non ci arriva Chianese e la fa sua Santi. E adesso botta e risposta, bello spettacolo qui lo Sport City. Adesso tocca alla Venere attaccare, Eusepi, lancio lungo per Nico Borci, la mette giù, poi con il fisico riesce a recuperare Sacchi, buono qui l'intervento del numero 3 e allora è ancora la Roma ad attaccare, Chianese. La frenata su Eusepi, poi costretto a tornare indietro. Allora Quinquinio, sempre lui a dare il tempo ai suoi, sbrigarsi però questa volta perché c'è Borci. L'arpiona Pettinari, poi attento però Boschetti e la mette in out. Fischia il direttore di gara per dare tempo proprio a Andrea Eusepi per allacciarsi lo scarpino. Si può ripartire adesso con la rimessa laterale. Pallone giocato in mezzo al campo, c'è Maschietti, Eusepi su di lui, costretto a tornare indietro, poi serve Sacchi. Pallone largo messo dalla parte opposta, fa buona guardia la Ruffa che alza poi un pallone per Eusepi che la controlla bene, l'idea per Midulla. Su di lui va Pettinari, cerca il dribbling il numero 11, se ne va in qualche modo, poi lascia per il capitano Eusepi, gira per Tortosa che è salito sull'out di sinistra, allora Borci, lascia per Eusepi, da lì può attirare, pallone deviato, poi con il tacco, ha cercato qualcosa di davvero complicato Nico Borci. Ma è la Roma che può ripartire. Qui la rovesciata, a sua volta quella di Boschetti che mette fuori il pallone. Incontro intenso quando siamo entrati nel 18° minuto della ripresa. Ancora parità, 1-1 il parziale qui allo Sport City. Succi prova a inventare qualcosa in mezzo a due. Ha un buon dribbling il numero 9. Poi con il tacco, pallone magistrale in mezzo, Ciccolini. Che occasione divorata, anzi Pettinari, scusate, era tutto solo. E qui brivido per la Venere in bikini che ha rischiato il gol dello svantaggio, poteva fare sicuramente meglio da quelle parti Pettinari. Riparte allora la Venere.
Boschetti lascia l'incombenza a Midulla, poi Natalucci può avanzare, supera il centrocampo, cerca il tiro al numero 5 e qui doveva ragionare, se la prende con lui il capitano Andrea Eusebi che voleva giocare questo pallone. Quinquinio sempre al lancio lungo, questa volta l'anticipo di Boschetti, poi Midulla è bravo a servire la ruffa, ancora lui, cerca il tiro, conclusione potente ma troppo larga. Molte conclusioni da fuori, quelle a cui stiamo assistendo in questo avvio della quarta giornata di Serie A. Ha provato poco fa la ruffa il diagonale, poi Succi addomestica un pallone difficile, prova ad andarsene, qui attento Eusebi a rallentare le manovre del numero 9, poi soffia via il pallone, cerca addirittura il pallonetto a sorprendere Goletti. Da dimenticare qui il tiro del numero 8 della Venere. Riparte la Roma. Pettinari riesce a servire Succi in qualche modo. Il numero 9 poi cerca il disimpegno, qui si complica un po' la vita, allora cerca Ciccolini di uscire da una situazione difficile, poi riesce a rimediare il calcio di punizione ma arriva il time out. Si riparte dopo il time out con il calcio di punizione per la Roma, ancora 1-1 qui allo Sport City, ultime battute di questa partita, siamo ormai nel 21esimo minuto. Può andare Quinquinio dal punto di battuta, pallone messo in mezzo, Sestili prova a staccare, poi mette ordine il numero 4 Boschetti, arriva anche il fallo a favore della Venere in bikini, può ripartire Andrea Eusebi. Midulla indietro per Natalucci, ora si difende la Roma, allora Roberti prova lui a inventare qualcosa, deve tornare indietro però da Natalucci che va lungo linea, buona l'idea per Midulla che può andare fino in fondo, spazio per il cross, arriva ancora una volta Maschietti che sta sicuramente vincendo il duello con il numero 11 della Venere. Davvero non è mai passato Midulla sul numero 7, sta conducendo una grandissima prestazione. Poi Sestili, scusate Quinquinio, cerca il servizio per Succi, buona l'idea, Pettinari pensa al sinistro, lo prova sulla linea, ancora Pettinari, pallone in mezzo, lì poteva fare sicuramente meglio il compagno. Si trattava di Chianese, ha postato sul secondo palo, ha controllato male, anzi ha toccato male la sfera, riparte allora la Roma, scusate la Venere, Natalucci, lascia poi per Roberti. Prova a farsi vedere Borci che ancora non ha avuto un buon impatto su questa partita, non sembra sulla via giusta per trovare il primo gol in questa stagione. Qua il malinteso, la spinta poi ai danni di Midulla da parte di Succi. Qui buon gesto da parte del numero 9 che rialza l'avversario, si ripartirà con il calcio di punizione all'interno del cerchio di centrocampo. Venere che nella prossima giornata se la vedrà contro gli Emmers Toni Ponzi. Roma Calcio 8 invece dovrà vedersela con il Cottini Servizi Assicurazioni. È tutto pronto intanto per il calcio di punizione, c'è Andrea Eusebi che da lì potrebbe anche pensare al tiro. Arriva adesso il fischio, parte Eusebi col destro, pallone che scende, lo battezza fuori Goletti. Riparte la Roma. Pettinari prova a cercare Sestili, non arriva però a destinazione il suggerimento del numero 8 e allora ancora possesso per la Venere che vuole il vantaggio in questi minuti finali. Eusebi, l'appoggio in mezzo, poi per Borci che può girarsi, pensa al mancino smorzato, poi Goletti, pallone che rimane lì, ancora Goletti, fantastico doppio intervento. Poi Sestili prova a far ripartire i suoi, a far rifiatare la Roma, poco fa vicinissima allo svantaggio. Pallone vagante, va a mettere ordine Boschetti, poi la sventaglia in avanti Quinquinio, poi però Eusebi, lancio lunghissimo dalle parti di Borci, cerca una sponda ma non c'era nessuno da quella parte, Midulla aveva tagliato al centro della metà campo avversaria. Tanto Quinquinio deve rimettersi lo scarpino, perso nel contrasto probabilmente, ma siamo ancora 1-1 qui allo Sport City. Si riparte con Goletti,
L'appoggio per Maschietti, Midulla su di lui, bravo il numero 7 a liberarsi del pressing e poi a lanciare lungo Succi, parte il numero 9, ancora Succi, poi il tocco, pallone che rimane lì e qui un malinteso fra Santi e il difensore Boschetti, poi arriva anche un tocco, un tiro, fase confusa, fischia con il possesso per la Venere che deve battere un calcio di punizione, ma poco fa stava per scavarsi la fossa da sola con il malinteso fra Santi e Boschetti. Succi ha potuto toccare ma senza indirizzare il pallone verso la porta. Allora la reazione di Roberti che allarga per Midulla, su di lui va Chianese, Midulla cerca il cross in mezzo, il tocco di Borci, poi non riesce a concludere il numero 9, dalle quelle parti c'era anche un compagno e qui un'altra occasione per la Venere che però poi commette fallo, forse un tocco di mano, si ripartirà col calcio di punizione da rifare però molto fiscale qui l'arbitro, allora gli riconsegna la sfera a Roberti. Adesso arriva l'appoggio per Quinquinio, lancio lunghissimo per Chianese, lanci lunghi che però stasera non stanno funzionando perché attenta la retroguardia della Venere, ancora 1-1, rimessa laterale per Sestili, Succi col petto addomestica il pallone, su di lui c'è Andrea Eusepi, ancora lui col fisico prova a liberarsi del pressing, qui è bravissimo il numero 8 a recuperare, poi Midulla si chiude il triangolo, è sbilanciata la Roma, può partire Eusepi, ancora Maschietti, fantastico in questa partita, affretta però le operazioni il capitano. Borci anticipato poi da Sacchi, ma ancora possesso per la Venere che si appresta alla battuta della rimessa laterale con Roberti. Siamo ormai in zona recupero, manca pochissimo al termine, 1-1, Roberti può andare con la rimessa laterale, si fa vedere Eusepi, il pallone è per lui, lo mette giù, cerca poi il dribbling, il tocco di mano, sì, da parte di Maschietti che l'ha toccata col gomito e da qua Andrea Eusepi potrebbe riaccendere le speranze per i suoi perché può essere davvero pericoloso da quella posizione. Le proteste da parte dei giocatori della Roma, stiamo ormai entrati nel 27esimo minuto, manca davvero poco al termine del match. È stato comunque dato un recupero abbastanza largo da parte del direttore di gara. Si allontanano adesso Natalucci e Roberti, anzi rimane solo Natalucci in compagnia del suo capitano Andrea Eusepi che probabilmente si incaricherà della battuta del calcio di punizione. 3 in barriera schierati da Goletti. Manca solo il fischio del direttore di gara. Parte adesso Eusepi col destro, pallone che entra in rete, Andrea Eusepi, la doppietta, è sempre il capitano, il trascinatore di questa squadra, si riconferma tale, vantaggio sul finale firmato dal numero 8 che come al solito riaccende la luce per la Venere, adesso è 2-1 quando manca pochissimo al termine dell'incontro. Pallone che è filtrato, sorpreso Goletti che l'ha toccata, si è infilata comunque in rete la sfera e adesso cerca il forcing sul finale la Roma. Maschietti per Chianese, pallone che però è uscito, adesso se la prenderanno sicuramente comoda i giocatori della Venere in bikini che hanno trovato l'agognato vantaggio proprio nei minuti finali di questo incontro, ancora con Eusepi che firma la sua seconda doppietta contro la Roma. Davvero bestia nera Andrea Eusepi per la formazione giallorossa, qui arriva il lancio lungo. Sul fondo può ripartire Goletti che deve affrettare la manovra. Sacchi, su di lui va Borci che rallenta l'iniziativa del numero 9, poi il servizio per Quinquinio. La sterzata su Nico Borci, prova a cercare spazio per il cross, sbaglia tutto qua il numero 6 della Roma, poi sbaglia però anche Princigalli, pallone giocato direttamente in avanti, troppo lungo però per Midulla, scatenato. E adesso deve stringere i denti la Venere, ma deve farlo anche la Roma che deve cercare il gol del pareggio. Manca pochissimo, pallone messo in mezzo da Chianese, non arriva nessuno però, termina sul fondo e arriva il triplice fischio del direttore di gara. Grandissima vittoria per la Venere in bikini che sul finale, guidata dal suo capitano, trova 3 punti fondamentali qui allo Sport City, doppietta, la seconda di Andrea Eusepi contro la Roma calcio a 8. Davvero si riconferma il grande trascinatore di questa squadra.